Scatman's World. Siamo nel secondo turno della Capital One, siamo contro il Bristol City e per il Comendone veramente ho fatto tantissimi cambi per provare anche giocatori nuovi. Allora abbiamo Ulloa in attacco, Schlupp, Gray a destra, proviamolo a destra, Inler, e Balanta, Glick e Simpson in difesa, ho fatto un po' di cambi. Speriamo di riuscire a portare a casa comunque la vittoria. Mentalità, andiamo di offensiva contro una squadra comunque di categorie inferiori, voglio la vittoria appunto. Dobbiamo dare un po' di, come si dice, di ritmo partita anche alle riserve. Vediamo un po'. Voglio il passaggio del turno, sinceramente. Le coppe nazionali sono fondamentali per me, nel senso voglio far bene, soprattutto nei FA Cup, che quello è un po' il sogno, diciamo. Però la partita però è molto fiappa, Partita fiappa, 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 Freeman. Sono tanti cambi ho fatto, lo so. Però devo provare anche giocatori meno, diciamo, non proprio titolari. Attenzione Freeman, uomo libero, attenzione a uomo libero. Ai ai ai. Uh. Qua rischiamo un po'. Rinvio di Fleeting. Attenzione Okazaki, Okazaki. Lo vai Loca. Loca per Drinkwater. Ah. Dai raga, vai Balanta, bravo Bala. Vai Dorian Gray, Dorian Gray, Dorian Gray, Dorian Gray, Dorian Gray. La mette in mezzo. Niente da fare. Ux. Ilner. Peccato. Ancora gol che Ilner. Buono, no, meno male, Balanta. Okazaki ha fatto un inizio di stagione strepitoso. Svilup. Boom! Ullo porta in vantaggio Leicester. Leonardo. Ullo. 1-0. Bravi ragazzi. Bravi, bravi, bravi. Freeman infortunato, l'uomo libero. Fine primo tempo al King Power Stadium. Sempre margine per migliorare. Abbiamo un Drinkwater veramente, veramente stanco. Drinkwater. Ora proviamo King. Allora, il buon King. Ok. Vai. Seconda frazione. Facciamo mettere anche il controllo qua. Dai che è importante fare vittorie, dare morale alla squadra. Se vogliamo ripetere le prodezze di Claudione Ranieri. Dai ragazzi, su. La partita con cui stiamo giocando, stiamo facendo il minimo sindacale per il momento, Gray, King, qua King sbaglia purtroppo. Recupera Fuchs. Se però dobbiamo fare anche un cambio perché... Allora mettiamo Balanta a sinistra. E mettiamo... Ut per Fuchs. Ok. Ecco, attenzione gol del Bristol intanto, ma porca puttana. Ecco, molto bene. Molto bene, io che faccio i cambi. Adesso mi incazzo però, Dai, fioi, dai, è vero che ho messo tanti cambi, però che cazzo. Balanta, King. Vediamo tanti gol per il momento, però. Attenzione, Ulloa di testa, bellissimo! Mamma mia, Ulloa che assist di testa e Damery Gray insacca il 2-1. Però subiamo tanti gol, quello sì, Attenzione, Pac. Bravo Hiller, buttala fuori, buttala fuori. Aia, ancora che attacca il Bristol. Proprio minimo sindacale. Ulloa.
Non la prendo un Loa. Mancano 5 minuti alla fine di questa fottutissima partita che voglio assolutamente portare a casa perché insomma non vincere questa è abbastanza grave, eh? Oddio, niente, la difesa, il problema è la difesa ragazzi, il problema è la difesa. Sì che insomma ne ho comprati i difensori Glick, Balanta, poi Utto, Morgan, insomma è uno dei ruoli dove sono più coperto. Vabbè, ci voleva un po' di tempo forse, dai. Bravissimo Gray, sta giocando molto bene Dorian Gray perché lui è il nostro Dorian, fallo di Howling. Parliamo alla squadra. Calmo. Incoraggiamoli per questi ultimi minuti. Ormai è finita la partita. Mancano 3 secondi. Ilner, buona partita di Ilner. Vinciamo 2-1 con il minimo sindacale. Passiamo al turno. Stoke voglio la prima vittoria fuori casa. Abbiamo messo il titolare. Abbiamo Glick fuori 4 settimane. E questa settimana è stata caratterizzata dalle convocazioni nazionali. Da comunque hanno fatto delle richieste su Drinkwater. Che il City vuole Drinkwater. Ma chiaramente non lo vendo. No comment sull'infortunio di Glick. Ok. Con energia in bocca al lupo ragazzi. E andiamo contro lo Stoke. Ho bisogno di altri 3 punti ragazzi, assolutamente. Ritorno alla squadra titolare. Ne riserve qualcuna mi ha convinto, qualcuna meno. Sinceramente, attenzione Shaqiri. Una squadra, attenzione, mamma attraverso dello Stoke. Squadra da non sottovalutare, lo Stoke City. Vardy, Jamie Vardy, fallo di Muniesa. Il porco di Mark Muniesa. Dai un bel rosso, anche se non è da rosso chiaramente. Cartellino giallo per Mark. Siamo al 6° minuto, Stoke 0, Leicester 0. Vardy, bravo Vardy, comunque recupera il pallone ancora di testa Vardy. Attenzione, un po' di casino nell'area dello Stoke, Vardy, Okazaki, Kanté. Drinkwater, Vardy! Mamma mia. Miracolo del portiere, dai che ci siamo. I tifosi del Leicester sono soddisfatti comunque di questo inizio. Bruno Perez, Brunone, uno dei migliori. Marez. Kanté, ancora casino, stiamo giocando bene, però non riusciamo a portare un attacco più, insomma, cattivo nell'area dello Stoke. Fuchs, Bernardeschi, il Berna, Vardy ancora, stiamo dominando. Ma non riusciamo a trovare il gol. Attenzione, Marez, calcio d'angolo. Vardy di testa, ancora Vardy è fenomenale, veramente, attenzione. Fuchs, ancora casino, niente, un rimpallo, sfortunati, palla gol! Il ginocchio buono, Robert Huth, 1-0 Leicester, gol dell'Orco. Vai Fie. Grandissimi ragazzi. L'Orco Huth l'ha messa, Johnson. Attenzione. Morgan, bravissimo Wes Morgan. Morgan vede Okazaki. Loca per Marez, Kanté. Bellissimo Bruno Perez sul tipico cross di Bruno Perez! Bernardeschi 2-0! Federico Bernardeschi. Grandissimo Leicester che parte sempre a bomba. Adesso l'importante è non prendere gol. Non voglio prendere gol. Attenzione punizione. Brutta punizione questa, attenzione. E c'è il gol di Giusello su errore forse di Schmeichel. Ma Dio Cristo. Non c'è niente da fare, prendiamo gol. Finché prendiamo gol non possiamo vincere niente, raga, ve lo dico. Marez, Kanté, mettila in mezzo, Kanté, Bernardeschi! Se è vero che la difesa ha problemi, è anche altrettanto vero che l'attacco è mostruoso. 3-1 Leicester. 3-1 Leicester. Praticamente è l'unico acquisto in campo. Insieme a Bruno Perez, ragazzi, è indecente da quanto è forte sto gioco. Buono. Fuchs. Drinkwater. Brunone per Marez. Mamma mia, signori, che Leicester. Però Leicester sontuoso. Però deve migliorare assolutamente la difesa, sennò con le big prendiamo le bombe. Marez. Kanté, Drinkwater. Niente da fare, attenzione può ripartire lo Stoke. Devo un po' capire quale centrali mettere perché è proprio al centro che abbiamo problemi.
Ut, attenzione, Ut è anche ammonito, non mi piace Ut ammonito, attenzione, gol, mamma mia. Ut lo levo a fine primo tempo, nella speranza insomma che in questi 2 minuti non prenda un'esplosione. Finisce un primo tempo bellissimo, anche Fuchs ammonito comunque, vabbè però centrale ammonito io non lo voglio, qua con energia, continuate così raga, tattiche. Mettiamo Balanta al posto di Ut. Ok, perfetto. Seconda frazione. Finora la nostra tattica in contropiede sta funzionando. Imbula. Occhio ragazzi, occhio, siamo entrati un po' scarichi, occhio. Subito a marcare, non mi piace questo inizio, non mi piace proprio Johnson. Non farò girare, c'è il gol. L'ho vista subito, 3-2. Ma perché? Ci incazziamo in maniera aggressiva, andiamo a dire di concentrarsi, perché non è possibile. Non è possibile che andiamo su 2 gol di vantaggio e poi prendiamo tutti sti gol. Ma perché? Ma perché? No, se li alleno in difesa come dei porchi schifosi, perché è inaccettabile. È inaccettabile. Adesso stiamo anche rischiando adesso, eh. Ma non possiamo buttare via questi 3 punti, eh. 2-0 e 3-1. Gol, gol, gol. Cosa ha fatto Schmeichel? Mamma cosa ha preso, signori? Cosa ha preso? Ora qua va a fare un po' di cambi. Mettiamo Ilner al posto di Drinkwater. Eccolo qua. Mettiamo Ilner. Perfetto. E mettiamo anche qua al posto di Bernardeschi, che comunque rientra dall'infortunio. Ok. Dai ragazzi, per favore. Qua Schmeichel ha fatto una parata degna del suo papà proprio. Tripla parata mostruosa, però non si può soffrire così. Stiamo soffrendo troppo ragazzi. Eravamo 2-0 e 3-2 e 3-1. Lo prendiamo, siamo andati così, eh. Ai ai ai, mamma mia, devo cambiare qua, mettiamo controllo, stiamo troppo in difesa forse. Parla la squadra. Aggressivo. Domando di più, raga, domando di più. Marez. Loca. Per Kanté. Andiamo a chiuderla per piacere. Brunone Perez, sull'uomo dei cross perfetti. Brunone! Ti mettilo in mezzo, Cristo! 72esimo. Aia, bravo Balanta, bravo Balanta. Schmeichel ci ha salvato la partita finora, eh. Attenzione Marez, ti prego, chiudiamola. Niente da fare. Anzi, rischiamo adesso. Vai Morgan. Erroraccio. Ma sbaglia anche lo Stoke. Bravissimo Kanté. Marez, scarta tutti Marez. Salta tutti Marez. Mamma mia. Se dobbiamo soffrire con i... No, non ci credo. Errore scandaloso. Gol dello Stoke. Non ho parole, non ho parole. Qua perdiamo 3 punti, ho paura. Cioè, lasciamo perdere. Vardi. Fallo non fischiato. Non si possono lasciare 2 punti così, eh. È inaccettabile. Attenzione. Qua forse addirittura la perdiamo. 86esimo. Non capisco sto pareggio proprio inaccettabile. Aiala che la perdiamo. Mamma mia. Non ho parole, porca di quella troia. 92esimo. Gol! No! È gol! Morgan all'ultimo secondo! All'ultimo respiro Morgan! Ti prego fischiala però. Fischiala, ti scongiuro.
All'ultimo secondo Morgan. No, ti prego, fischiala, fischiala, fischiala. Fuori gioco. Fuori gioco! E si va a vincere! Con il cuore! Grandissimi, mamma mia che sofferenza però. Vai ragazzi, andiamo contro il Bournemouth, che è ultimo in classifica, è stata la pausa per le nazionali. Vardy ha segnato 8 gol in 2 partite, tripletta e poker addirittura, con 2 squadre non forti, però veramente abbiamo un super Vardy. E hanno pareggiato tutte le altre, comunque City 13, sì, abbiamo un'occasione d'oro di andare a un punto dal primo posto, ragazzi. Dobbiamo sfruttare questa cosa. Io direi qua di andare con tattica offensiva, che ho visto che siamo andati bene. Buona fortuna, non voglio dare troppa pressione alla squadra. E andiamo ragazzi, Leicester, Bournemouth. Balaga è fuori purtroppo 4 settimane, un mesetto circa, Fuchs per un infortunio con la nazionale austriaca. E vabbè. Il campionato inglese è molto aperto, è veramente il più bello in questo momento del mondo, quindi può succedere di tutto. Vediamo Vardy deve segnare anche con l'Eister, però non solo con l'Inghilterra. 8 gol in 2 partite con la nazionale, però mostruoso. Vardy c'è, Okazaki, Vardy ti prego segnala subito. Jamie Vardy, quarta rete in stagione. Parte subito bene l'Eister, dopo 7 minuti ma ripartiamo sempre alla grande. Dobbiamo prendere meno gol. Ho allenato la squadra con veramente con il livello massimo sulla difesa. Ho spiegato un po' di movimenti e speriamo bene. Io non so più che dire, ma io odio partire male in difesa perché se vogliamo vincere i trofei la difesa deve essere il punto forte. Okazaki, niente da fare. Bernardeschi molto bene per Drinkwater. L'appoggio Okazaki. Drinkwater ancora per Marez. Marez entra nelle Marez 2-0. Io sto qui. Seconda rete di Ride Marez. Come sempre partiamo con 2 gol di scarto. Noi tutte le partite le cominciamo sul 2-0 praticamente. Sta piovendo a Leicester. I turbe. Aia, lo prendiamo subito? Mamma mia, ma cioè io non lo so, ma adesso mi dovete spiegare. Mi dovete spiegare perché su 2-0 la squadra basta, si mette a dormire. Per piacere ragazzi, dai. Wilson, l'amico di Tom Hanks in Castaway. Bravo Schmeichel. 24esimo al King Power Stadium. Adesso siamo un po' in difficoltà dopo i 2 gol, comincia la difficoltà. Bernardeschi è già un po' stanco, il Berna. Ma Kanté, molto bene per Bernardeschi, in mezzo, ma no, mettila in mezzo, Berna. Marezza. Morgan come lo Stoke, stavolta prende il palo, però ragazzi, grande Morgan. Balanta che a sinistra sta giocando abbastanza bene. Morgan, Wes Morgan per Drinkwater. Siamo al 26esimo, bravissimo Morgan, ottimo Kanté. Teniamo palla a terra ragazzi, Bernardeschi. E sfruttiamo le fasce, sfruttiamo un po' anche a destra che Perez è sempre una bestia. Wilson. Aia, mamma mia. Vabbè, purtroppo ci sono anche gli avversari, dobbiamo accettare questa cosa. Siamo al 39esimo, il primo tempo se ne sta andando. Stiamo giocando bene, non posso dire niente alla squadra in fase offensiva a centrocampo. La difesa, secondo me, ancora Ut ammonito, che si spara Ut prende una munizione al secondo, porca puttana. Finisce un primo tempo buono, abbiamo un Kanté un po' stanco, però per il momento non voglio far cambi. Continuate così, proviamo a fare controllo. E vai, cambi li facciamo tra un po'. Bruno Perez. Dai, cerchiamo di andare sul 3-0. Cerchiamo di chiuderla per favore. Siamo al 60esimo. Sessantunesimo. Allora, vediamo un po' la situazione. Abbiamo un Bernardeschi finito. Entra Gray. Vediamo il resto. C'ho un difensore.
mettiamo? Senza centrali, ragazzi, dai, veramente pazzesco. Ma la mettiamo, un altro cambio ce lo spariamo. Morgan però è stanco, cazzo, no, non posso toglierlo assolutamente. La mettiamo Ilner per Kanté, diamo un po' di riposo a Kanté perché veramente non si è mai riposato. Vai, ho capito che è un motto perpetuo, però... Dai, fiori. Teniamo questi 3 punti che sono anche questi importantissimi con le piccole, dobbiamo battere tutte le piccole. Daniels. Faccio finire che siamo al 76esimo, non prendiamolo adesso, che se no poi facciamo gli ultimi quarto d'ora e c'è il gol. Non c'è niente da fare, se non prendiamo gol non siamo contenti. Adesso sarà una sofferenza indescrivibile fino al 90esimo. Bruno Perez. Marez. Marez, richiudiamola per cortesia, richiudiamola. Vardi si gira in area, bellissimo Vardi. Mandate a fanculo, 3-1 Kazaki. Grande assist di Vardi, ma non capisco perché dobbiamo prendere tutti sti gol. Francis, attenzione, su 3-1 di solito c'è il 3-2. Attenzione Jamie Vardy. Marez sbaglia ma recupera Hut per Drinkwater. Attenzione a Dorian Gray indietro per Alvaro Balanta, anche lui è ammonito. Bravo Morgan, Morgan è il migliore dei miei in difesa sicuramente per adesso. Siamo all'86esimo, mancano 4 minuti e Iturbe se ne va. Iturbino se ne va, Iturbino se ne va, Iturbinus! Vai col ciao. Bravissimo Vardi anche in difesa, che cuore. Mamma mia, palo esterno. Dai che la portiamo a casa, dai che la portiamo a casa. Okazaki leggermente infortunato. Aia. Non posso perdere Okazaki, comunque finisce qua 3-1 per il Leicester. Grandissimi, dai. Va bene, che se prendiamo gol per il momento va bene. Ben fatto. Andiamo a vedere la classifica. Se mi fa piacere essere primo in classifica, chiaramente. Ok. Bruno Perez, se lo diamo. Allora, giocatore. Bruno Perez. Okazaki 5 settimane fuori, ragazzi. Questa non è certo una bella notizia, porca di quella vacca. Però volevo darlo perché ha fatto anche lui grandi cose. Grazie mister e chiaramente anche Vardi. Me li devo fare amici questi perché poi se lo dovete dall'Ester me li porto via con me. Ok ragazzi, andiamo della classifica, però... Ok, siamo terzi a un punto da City e Arsenal. Buonissimo Leicester. Un saluto dal commendone veneziano. Purtroppo però Kazaki starà fuori più di un mese. Ciao!